La donna deve rendersi conto che se l'uomo non si accorge del suo nuovo taglio di capelli, ciò può voler dire o che lui non capisce l'importanza degli eventi che stimolano l'ossitocina, oppure che è stressato e se n'è completamente dimenticato. In entrambi i casi, l'uomo è impreparato a farglielo pesare. È solo uno spreco di energia. Non si può spingere l'uomo a essere più simile alla donna. Lui e lei sono biochimicamente diversi. Riconoscere questo fatto renderà più semplice per la donna non prendere le cose troppo sul personale. Alle donne piace ricevere complimenti. Agli uomini piace essere apprezzati nelle cose che fanno. Questo però non vuol dire che la donna debba rinunciare alle proprie esigenze. Dovrebbe avere amiche che notino e commentino. Dovrebbe assicurarsi di dare a se stessa abbastanza produttori di superossitocina per mantenere la sua riserva di ormoni del benessere piena fino all'orlo. Le donne che riescono a far sì che altri settori della loro vita le appaghino al 90%, lasciando all'uomo il compito di colmare solo l'ultimo 10%, scoprono di essere felici. Non è magia, sono i nostri fantastici ormoni che interagiscono con il legame tra la mente e il corpo. La felicità è una strada a doppio senso. Quando io mi sento felice, mia moglie sembra sbocciare davanti ai miei occhi. E quando lei si sente felice, per me diventa facile offrirle l'attenzione e il sostegno che apprezza tanto. Meglio ci sentiamo entrambi, meglio va la nostra relazione. Innamorarsi anni fa è stato meraviglioso, ma è stato solo l'inizio. Ci vuole tutta la vita per sfruttare appieno la potenzialità di un rapporto di coppia.